Amici della Lega Nazionale Dilettanti, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Questa è Pro Sesto Pro Palazzolo, Serie D, Girone D, 13ª giornata. Una partita che si porta con sé tanti temi, tante informazioni e tante cose che potrebbero succedere in classifica e in stagione. Passando proprio da questa partita avremo modo di discuterne e di parlarne. Prima però andiamo a sentire cosa hanno detto nel prepartita i due allenatori, l'allenatore della Pro Sesto, Daniele Angellotti, e quello della Pro Palazzolo, Marco Didu. Andiamo con le interviste. Daniele Angellotti, allenatore della Pro Sesto, una Pro Sesto che sta lottando ancora per l'obiettivo principale, il bottino grosso nel girone. Ci spieghi il momento con cui arriva la Pro Sesto a questa partita? Buongiorno, al momento arriviamo dopo una vittoria, quindi sicuramente la squadra sta bene di testa, sta bene fisicamente. Abbiamo fatto secondo me un buon percorso fino adesso, però c'è da lavorare ancora tanto, siamo insomma, a un terzo del campionato, quindi è ancora tutto aperto per tante squadre. Dal punto di vista del campo, una squadra che produce molto, tende a tenere il pallino del gioco. Hai cambiato in questi mesi spesso le vie dal punto di vista offensivo, almeno questo abbiamo visto dall'esterno. Se ci puoi spiegare anche le scelte che hai fatto in questi periodi per provare ad arrivare magari alla soluzione migliore là davanti. Ma no, le scelte sono determinate da tanti fattori, nel senso che alcune volte sono dettate anche da come gioca l'avversario, alcune volte dallo stato di forma degli attaccanti. Insomma, noi abbiamo la fortuna di avere tante varianti, tante possibilità, quindi è quello un po' le scelte dettate dall'avversario, da come gioca, da come si aspettano anche che tu giochi, cercare di variare e di non essere prevedibili. Oggi arriva una Pro Palazzolo che, stando ai numeri, viene da un momento veramente importante, positivo. Come l'avete preparata, se l'avete studiata, che cosa avete notato? No, la Preparazzolo arriva dalle ultime 5, quella che ha fatto più punti di tutti, quindi i dati parlano, i numeri parlano per loro. Sappiamo che è una squadra forte, sappiamo che è una squadra costruita per stare in alto anche loro. Noi l'abbiamo preparata, l'abbiamo studiata bene, sappiamo insomma quelle che sono le loro forze, speriamo di sapere quali sono anche le loro debolezze e fare una gran partita. Sicuramente sarà una partita bella, piacevole per tutti. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, Crepino. Grazie. Marco Didu, allenatore della Pro Palazzolo, oggi in trasferta qua a Sesto San Giovanni contro la Pro Sesto. Partiamo però facendo un passo indietro. Terzo anno per te alla Pro Palazzolo, a che momento dell'esperienza siamo arrivati? Ma diciamo che dopo 3 anni che si lavora nella stessa società è un momento dove si conosce parecchio quello che sono le dinamiche appunto sia societarie che appunto di tutta la piazza. Io sono molto contento di essere ripartito ancora quest'anno da questa società, perché mi sento veramente dopo 3 anni una parte integrante un po' di tutto quello che è stato il progetto Palazzolo, sia ripeto societario che cittadino, quindi sono molto orgoglioso di questo. Ci puoi spiegare un po' anche il momento che state vivendo? Perché non siete partiti benissimo, poi però nelle ultime 5 partite 4 vittorie, un pareggio, tra l'altro 4 vittorie senza mai subire gol in questi 4 successi. È un momento d'oro, nel momento in cui arrivate qua in una trasferta comunque difficile. Sì, arriviamo in un momento molto positivo, ma questo anche da parte dell'avversario, un momento molto positivo anche per loro. Sarà sicuramente una partita di altissimo livello, di alto livello. Noi ci arriviamo bene sia mentalmente che appunto fisicamente. È stata una partenza, non dico difficile, perché secondo me quando un po' le rose cambiano, come è stata la nostra estate, secondo me ci vuole tempo, però avevo subito intuito che avevo a disposizione sia del materiale umano che tecnico importante. In questi momenti, in questi percorsi, forse un inizio un po' più agevole, con un po' più di fiducia, ti porta a ottenere risultati migliori subito, però sotto questo aspetto i ragazzi sono stati molto bravi a reagire anche in alcuni momenti dove non riuscivamo magari a raccogliere quello che esprimevamo in campo, e poi credo che la partita col Piacenza in casa sia stata un po' lo spartiacque di quello che poi è stato quello che è successo dopo, perché era una partita molto difficile che siamo riusciti a vincere senza subire gol, facendo una gara molto attenta, molto accorta. Ci ha dato poi quella consapevolezza che magari i risultati prima non riuscendo ad ottenerli, ci penalizzava un pochino. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.
Grazie. Grazie. Eccoci qua in diretta dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Tra poco in campo Pro Sesto e Pro Palazzolo. Buon pomeriggio da parte di Lorenzo Agostini. Siamo live sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su Vivo Azzurro TV, grazie anche alla produzione di Go Streaming. Insomma, dicevamo, una giornata, quella di oggi, tra Pro Sesto e Pro Palazzolo, che porta con sé tanti temi. C'è l'obiettivo della Pro Sesto, dichiarato fin dall'inizio della stagione, tornare in Serie C, in un campionato che vede la Pistoiese davanti a tutti, ma che non ha ancora definito una vera e propria favorita. C'è anche però il momento d'oro della Pro Palazzolo: 4 vittorie nelle ultime 5, 4 successi senza subire reti, e una squadra, quella di Marco Didù, che arriva qua al Breda con l'obiettivo di collezionare altri punti in quota playoff. La panchina che vedete al centro del campo è il simbolo alla lotta contro la violenza sulle donne, un tema che torna ovviamente come ogni anno in questo periodo dell'anno, la giornata di sensibilizzazione il 25 novembre, un tema che però dovrebbe essere caro a tutti noi tutto l'anno, e allora ovviamente ce lo ricorda anche la Pro Sesto con questo gesto di sensibilizzazione, la panchina rossa, ormai simbolo della lotta alla violenza sulle donne, contro la violenza sulle donne, al centro del campo dello stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. E allora andiamo con le scelte dei due allenatori, andiamo con le formazioni, partiamo dalla Pro Sesto, 4-2-3-1 per mister Daniele Angellotti, con Lovato tra i pali e poi Anghilleri a destra, Valota a sinistra. I due centrali di difesa sono Mapelli e Montesano, con Maspero e Pedone a centrocampo, Banfi, Bortolato, grande novità di questa formazione, e Stefanoni dietro all'unica punta, Manicone, che torna titolare. Aveva preferito delle ultime settimane metterlo un attimo da parte mister Daniele Angellotti, torna prepotentemente al centro dell'attacco Manicone. Andiamo a vedere anche la scelta di Marco Didù, che non si discosta dal suo solito 3-5-2, Piombino tra i pali e poi allievi Palazzi e Cerri in difesa, ovviamente inamovibile Alex Pinardi al centro del centrocampo con Ghidini e Ragazzoni, e poi Verzelletti a sinistra e Mattioli a destra, ovviamente con un attacco che ha prodotto ottimi dividendi in questo ultimo mese. Non può fare a meno mister Didù di Capone e soprattutto Anthony Minessi, miglior marcatore della Pro Palazzolo in stagione, una Pro Palazzolo reduce da una vittoria importantissima contro il Progresso 2-0, con un gol incredibile di Anthony Minessi, un tacco al volo. Se non l'avete visto, vi invito al termine di questa partita o magari all'intervallo di andarvelo a recuperare, perché è veramente una delle scene più belle probabilmente di questo campionato. Per quanto riguarda invece la Pro Sesto, è tornata alla vittoria ai Imola 1-0 in casa dell'Imolese, con Banfi, autore del gol che ha portato appunto questi 3 punti alla Pro Sesto. Una Pro Sesto che non ha ancora perso in casa, 3 vittorie e 3 pareggi, una squadra che produce tanto, crea molto. Lo ha detto però anche mister Angellotti nelle ultime settimane: c'è un po' di difficoltà nel riuscire ad arrivare poi all'ultimo passaggio, nel riuscire ad arrivare poi al gol, ed è stato uno dei temi per esempio dell'ultima gara giocata qua in casa, quella contro il San Giuliano City, che è terminata con il risultato di 0-0. Questa è la classifica che vedete in grafica, con la Pistoiese che comanda, sì, ma di poco, soltanto 3 lunghezze su Pro Sesto e Lentigione. Pistoiese che oggi gioca a Crema, in casa del Crema, e poi una classifica che vede anche Pro Sesto appunto e Lentigione subito sotto a pari punti. La Pro Sesto che ha l'obiettivo dichiarato ovviamente di cercare di arrivare a vincere il campionato e conquistare professionismo. Lentigione, una delle grandi sorprese della Serie D degli ultimi anni, ormai a dire la verità non è neanche più troppo una sorpresa, perché è da diverso tempo che la squadra emiliana fa molto bene e lo ha confermato anche in questo avvio di campionato. Andiamo a vedere
quella che è il programma odierno, perché oggi live sui canali LND Pro Sesto Pro Palazzolo, ma poi c'è un menù molto ricco perché si gioca anche tra Desenzano e Rovato Vertovese, Cittadella Vismodena Imolese, Crema Pistoiese. Come dicevamo, sarà una partita molto attenzionata dai dirigenti della Pro Sesto, e poi Lentigione Sasso Marconi. Progresso tutto cuoio, sfida in fondo alla classifica per provare a fare punti in zona retrocessione, per cercare di levarsi dal pantano della zona retrocessione, e poi Sant'Angelo Correggese, Trevigliese Piacenza e Tropical Coriano San Giuliano City. Insomma, dicevamo dei momenti di queste due squadre: da una parte una Pro Sesto che è reduce, come detto, dalla vittoria per 1-0 in casa dell'Imolese. È una squadra che comunque ha creato tanto in questo avvio di stagione, seconda con 23 punti, 6 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta in casa del Sasso Marconi, miglior difesa di questo girone con 7 gol subiti a pari merito con il Lentigione. Dall'altra parte una Pro Palazzolo che ha totalizzato 5 vittorie in campionato, ma 4 di queste 5 tutte nelle ultime 5 partite. Paradossalmente l'unica gara di queste ultime 5 che non è riuscita a vincere è stata quella contro la squadra forse più in difficoltà di questo campionato finora, ovvero il Tutto Cuoio, contro cui la squadra di Mister Didu ha pareggiato 1-1. E allora ecco le due squadre che entrano in campo, sostenute dalle rispettive tifoserie. È bello vedere, questo è il vero patrimonio della Lega Nazionale Dilettanti, del campionato di Serie D, il campionato d'Italia che abbraccia veramente tutte le regioni, veramente tutti i centri, dalle grandi città ai piccoli paesi. E allora eccole qua in campo Pro Sesto e Pro Palazzolo. Pro Sesto in classica maglia bianca con striscia azzurra centrale, Pro Palazzolo oggi in maglia verde. Sullo sfondo vedete il gruppo di tifosi arrivato da Palazzolo sull'Oglio, schierata in curva Vito Porro, la tifoseria più calda della Pro Sesto di Sesto San Giovanni. E allora pronti per partire, arbitra l'incontro il signor Luca Pasqualini di Macerata. La terna è completata da Filippo Panebarca di Foggia e Alessandro Tangarò di Molfetta. Questa è la terna, una terna esperta per una gara ovviamente molto calda, non soltanto per i temi che porta in campo, ma anche per quello che può dire alle altre squadre in girone a livello di classifica. Come detto, Pro Sesto in piena lotta per il primato, ma la Pro Palazzolo è tornata prepotentemente in corsa per i playoff dopo l'ultimo mese e mezzo giocato a livelli altissimi. Nelle ultime 5 è la squadra che ha totalizzato più punti in questo campionato. Primo possesso per la Pro Sesto, che attaccherà quindi verso la propria curva nel primo tempo. E allora ci siamo, divertiamoci, inizia Pro Sesto Pro Palazzolo, 13ª giornata del campionato di Serie D, girone D. Pallone subito verticale a cercare Manicone, tornato titolare al centro dell'attacco, ragazzo che è arrivato con grandissime promesse qua alla Pro Sesto. Arrivato in estate dal Piacenza, lui che è nato a Lugano, ha un'esperienza anche nel campionato della prima serie svizzera. Possesso però è per la Pro Palazzolo, oggi in maglia verde, nonostante i colori sociali siano il bianco e l'azzurro, azzurro confermato nei dettagli di questa divisa, classica divisa da trasferta della squadra di Palazzolo sull'Oglio. Due squadre che oggi si affrontano in Serie D, ma si sono affrontate anni fa anche nel professionismo, nei ruggenti anni 90, due squadre che si sono affrontate anche in Serie C1, ovviamente con
giocatori anche che poi hanno fatto la storia nella Pro Sesto. In quegli anni c'era un giovanissimo Cristian Brocchi, un giovanissimo Massimo Gobbi, soltanto per menzionare i più famosi. Anche la Pro Palazzolo ha avuto tanti giocatori che poi hanno fatto strada nel professionismo. Ecco, queste due squadre spesso si affrontavano in Serie C negli anni 90. Pallone importante adesso per Banfi, largo sulla destra, solito movimento a sovrapporsi di Marco Anghileri, che però non riesce ad arrivare al cross, quindi sarà rinvio per Piombino, il portiere della Pro Palazzolo. Pro Palazzolo che manca dal professionismo da tanti anni. Fino a 2 stagioni fa invece la Pro Sesto ha avuto un quadriennio molto importante in Serie C, e l'obiettivo della proprietà attuale è quella di riportare proprio la squadra di Sesto San Giovanni nel professionismo. Capone prova ad attirare su di sé la pressione degli avversari, con calma scarica, e poi la verticalizzazione per Anthony Minessi, un gol bellissimo in casa del Progresso settimana scorsa, calciatore che ha dato una vera e propria frustata al campionato della Pro Palazzolo. In questo momento è a quota 5 gol nel suo bottino personale, ma 5 gol tutti pesantissimi che hanno definitivamente cambiato le prospettive stagionali della Pro Palazzolo dopo un avvio, a dir la verità, non esaltante. Bello anche la lotta tra le due tifoserie a suon di canti, cori, la lotta sul rumore e sul cercare di alzare i decibel per scaldare i propri ragazzi in campo. Pallone in verticale, spazza via senza problemi Cerri, cerca la profondità, pallone che termina fuori lateralmente. Allora si riparte con Valota. Bisogna stare molto attenti al movimento dei due terzini del Pro Sesto, da una parte Valota, dall'altra Anghileri, due ragazzi confermatissimi da mister Angellotti, anche perché è un lavoro molto fatto spesso dalla Pro Sesto in questa stagione, è quella di alzare molto il baricentro dei propri esterni di difesa, cercando di dare una mano offensivamente, come in questo caso. Valota qua, controllo non felicissimo, riesce comunque a portare a casa il possesso, fallo laterale Pro Sesto. 5 sul cronometro di questo primo tempo, sempre 0-0. Due squadre che si sono affrontate nello stesso girone anche l'anno scorso, finì 1-1 a Palazzolo sull'Oglio, 3-2 vittoria Pro Sesto invece qua al Breda l'anno scorso. Valota con calma gestisce la Pro Sesto. I due centrali di grandissima esperienza, Montesano Mapelli, numero 24 con più di 200 presenze tra i professionisti. Mapelli, capitano anche lui con una lunga militanza nel calcio che conta. Pallone verticale a cercare Bortolato, raccoglie Stefanoni. Stefanoni ingaggia il duello con l'avversario, alla fine recupera la Pro Palazzolo. Processo che oggi ha bisogno di mettere in cascina punti importanti, anche perché tra 7 giorni si gioca una delle partite cruciali di questo campionato per la Pro Sesto, che sarà di scena al Melani di Pistoia. Pistoiese Pro Sesto è assolutamente una delle sfide più attese di questo campionato di Serie D, di tutti i gironi. Ovviamente la Pro Sesto vuole arrivare a quella partita nel migliore dei modi, e quindi prima c'è da passare dall'esame Pro Palazzolo. Oggi Pro Palazzolo, come dicevamo, che invece ha guadagnato ben 13 punti nelle ultime 5 partite, numeri assolutamente importantissimi.
Andrea Capone dalla carica, aspetta il compagno sulla sinistra, dai e vai, poi cade in aria Capone, il pallone è sempre in gestione però. Cross nel mezzo, palla a metà tra un tiro e un cross, tra le braccia di Lovato. Eccolo qua il portiere della Pro Sesto, Enrico Lovato, arrivato dall'Union Brescia. L'anno scorso ha avuto l'opportunità anche di esordire tra i professionisti con la maglia della Fiera Alpisalò. Qua intanto avete rivisto l'occasione di poco fa della Pro Palazzolo tra le braccia proprio di Lovato, che dicevamo ha esordito l'anno scorso con la maglia della Fiera Alpisalò e poi aveva firmato il contratto quest'estate con l'Union Brescia dopo appunto il cambio di denominazione della Fiera Alpisalò. È stato mandato però in prestito qua a Sesto San Giovanni, dove per ora ha conquistato la maglia da titolare. Il portiere classe 2006. Pallone verticale, buon lavoro dei difensori della Pro Palazzolo e allora c'è la possibilità per Ghidini che prova a difendere il pallone, però è ancora possesso Pro Sesto. Come al solito gran lavoro di Banfi sulla destra, buono il cross per il colpo di testa da parte di Bortolato, che ha provato la girata a rete, palla che non è scesa nel momento giusto. C'è molta curiosità anche sull'operatività di Filippo Bortolato, classe 2007, da una mano là davanti nel 4-2-3-1 disegnato da Daniele Angellotti. Oggi Bortolato preferito a Tommaso Clerici. Eccolo qua, pallone verticale, poi Valota, gestione sulla sinistra, la rimessa è ancora per la Pro Sesto, solito leitmotiv della squadra di casa, cercare di prendere in mano il pallone del gioco subito per gestire il ritmo e il battito cardiaco della partita. Alessandro Maspero riceve, poi viene subito aggredito, recupera un buon pallone la Pro Palazzolo. Lo può giocare verticalmente, non arriva dalle parti di Minessi perché c'è Mapelli in anticipo. Eccolo Banfi, spalle alla porta, Bortolato, si propone come al solito Valota. Ancora Banfi, solito metronomo lì, gestisce i tempi dell'attacco della Pro Sesto, qua sbagliando però il passaggio in orizzontale. E allora è rimessa Pro Palazzolo. Pro Palazzolo reduce, come detto, dalla vittoria, sì, contro il Progresso. Prima ancora 2-0 in casa del Sant'Angelo. Un pareggio forse anche contro pronostico contro il Tuttocuoio, l'unica macchia di queste ultime 5 gare. Prima ancora l'1-0 in casa del Lentigione, una vittoria importantissima contro una squadra veramente quadrata come i giallo-blu emiliani, e poi quella contro il Piacenza 2-0. Avete sentito Mister Didu nel prepartita, la partita col Piacenza è stata la gara che ha cambiato la stagione della Pro Palazzolo e che ha definitivamente dato la frustata per dare un ritmo a questa stagione, che prima di allora aveva visto la squadra ospite soltanto con una vittoria all'attivo, quella contro il Sasso Marconi. Gestisce la Pro Sesto, pallone buttato nel mezzo, sputa fuori la difesa della Pro Palazzolo che però è troppo schiacciata. Riesce comunque a conquistare un calcio di punizione per uscire da quella zona del campo. Era un po' in difficoltà la Pro Palazzolo, ma diciamo che è uno spartito di gara che ci si poteva aspettare. La squadra di Angellotti che prova subito a mettere il fiato sul collo agli avversari e provando a dettare i ritmi partita. Verticalizzazione per Minessi, c'è come al solito Capitan Mapelli a chiudere, anche se
Minessi prova ad arrivare fino in fondo su questo pallone, rinvio, Prosesto. Largo Valota. Si fa vedere anche Bortolato, il pallone per Valota. Maspero. Poi pallone verticale, sul quale però c'è l'ottimo anticipo della difesa ospite. E allora ancora Pro Palazzolo in gestione. Si fa vedere Alex Pinardi. Retrocede la manovra. La squadra di Palazzolo sull'Oglio. Piombino. Prova a spingere adesso Cerri, lo fa molto bene. Prova a esporsi oltre il centrocampo. Arriva però l'ottima chiusura di Maspero. Tanta lotta in quella porzione di campo. Altro pallone verticale a cercare Minessi. In qualche modo batte ribatti un po' confusionale. Alla fine la rimessa con le mani è per la Prosesto. Se ne sono andati i primi 13 di questo primo tempo. Lo vedete inquadrato Valota, terzino sinistro molto interessante. Attenzione al destro da parte di Banfi, che ha provato la prima frustata di questa partita. La esplode all'improvviso, sassata terribile, che però termina fuori. Qua la rivediamo. Valota molto bravo nel trovare subito la sponda, sulla quale arriva Banfi, che riceve da Manicone e poi scarica a rete. Anche questa sarà una delle trame offensive più ricercate, con il fisico di Manicone che può fare da sponda. Ma dall'altra parte Minessi con il destro risponde subito a Banfi in meno di un minuto. Prima Banfi, poi Minessi, inizia a entrare nel vivo questa partita. Qua ha lasciato colpevolmente libero da Valota, perché aveva tutto il fianco scoperto. Minessi ha avuto la possibilità di concludere a rete. Minessi, che tra l'altro ha un percorso in carriera piuttosto particolare, ma lo raccontiamo tra poco, perché è una gara che ha alzato i giri del motore. Ci sono veramente poche pause. Alessandro Maspero cambia con grande eleganza nella zona di Valota, che raccoglie Valcross nel mezzo dove non c'è nessuno, e poi ancora Maspero, questa volta decisamente meno elegante di prima, e quindi nessun problema per il rinvio di Piombino. Dicevamo di Minessi, l'attaccante della Pro Palazzolo, è tornato in Serie D dopo alcuni anni nel campionato di eccellenza. Lui che fondamentalmente ha un sogno, un obiettivo ancora vivo, ovvero quello di entrare nel professionismo. Eccolo qua Minessi, posizione regolare, Minessi si ferma, perde l'attimo. Era un'occasione importantissima per la Pro Palazzolo. Si lamentano i tifosi di casa. Qua Minessi parte di fatto bruciando tutti e tre i difensori della Prosesto. Qua non vediamo ovviamente il momento in cui parte questo pallone. Abbiamo già visto Minessi ben oltre i difensori, però ci sarebbe da vedere il momento di partenza del passaggio. Fatto sta che Minessi aveva bruciato sul tempo gli avversari, poi ha perso il tempo per andare alla conclusione a rete. Stavamo dicendo, lui che di fatto è arrivato in estate dal Breno, maglia con cui ha avuto l'opportunità di tornare a giocare in Serie D dopo alcune esperienze in eccellenza con Sona, Calzago Bornato e Ciliverghe. Siamo già dall'altra parte però. Attenzione a Banfi, deve girarsi. 1-2, ancora Banfi, cerca l'angolino per il tiro, ne ha 4 addosso e allora scarica. Arriva adesso il cross nel mezzo. C'è tanta confusione in area di rigore, Pinardi mette ordine e va subito verticale. Prova a mettere sotto nuovamente la Prosesto. Capone riceve un colpo al volto.
qua lo vedete inquadrato il numero 10 della Pro Palazzolo, anche lui sta decidendo le sorti offensive della squadra di Palazzolo Sull'Oglio. Calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan, un'esperienza anche nel campionato croato per Andrea Capone, arrivato in estate dal Club Milano a Palazzolo. Ma siamo dall'altra parte, bel pallone per Stefanoni, cercato ottimamente da Bortolato con l'esterno, dall'ottima scelta, non è delle migliori però la direzione del pallone centrale. Altra occasione, una gara che ormai è entrata nel vivo, siamo al 18esimo, sempre 0-0, una Prosesto che prova ad alzare il baricentro ed effettivamente si gioca più in quella zona del campo, però Pro Palazzolo ha avuto due chance molto importanti. Capone, ancora Capone in verticale, va da solo, cerca la conclusione a rete, non è finita. Altra possibilità per la Pro Palazzolo dentro l'area, si schiera bene la Prosesto che riparte. Banfi lascia lì per Stefanoni, ha avuto un'occasione molto ghiotta Stefanoni, qua commette un'ingenuità, perde pallone e poi Capone di fatto raccoglie un calcio di punizione su un'ingenuità iniziale però di Stefanoni, perché qua di fatto perde palla in una zona critica del campo. Gara comunque divertente in questi primi 18 minuti, ci si poteva aspettare, insomma, una gara giocata su due imperativi, ritmo e qualità di palleggio, e per ora si stanno vedendo entrambe le cose, tanto ritmo, tanto atletismo, ma anche tanta qualità nel palleggio. Pinardi da quella posizione può pensare anche alla conclusione a rete. Vediamo se andrà lui, no? Va il compagno, pallone verticale dentro l'area a cercare una soluzione morbida. Mattioli aveva provato morbidamente dentro l'area. Valota, pallone lì si alza e si mette un po' in difficoltà da solo, e quindi per un attimo c'era stata l'occasione per la Pro Palazzolo. Si chiude bene la squadra di casa. Banfi in mezzo a due, va a cercarsi il calcio di punizione e lo trova. Stefano Banfi, un classe 2000, arrivato in estate dal Varese, ha avuto anche la possibilità di esordire tra i professionisti in Serie C con la Pro Patria nella stagione 21-22, 5 presenze. Viene da un biennio al Varese sempre in doppia cifra Stefano Banfi, ed è per questo che i dirigenti della Prosesto lo hanno voluto lì alle spalle di Manicone. Tra l'altro Banfi all'occorrenza ha ricoperto anche il ruolo di attaccante centrale come terminale offensivo, lo ha fatto per esempio contro il San Giuliano City qualche settimana fa. Altra partenza a raggio da parte di Minessi, Anthony Minessi, anche in questo caso gran lavoro da parte del numero 9. Dice di ispirarsi nelle movenze e nel carattere a Lautaro Martinez, il suo idolo calcistico. Calcio d'angolo adesso per la Pro Palazzolo, che è arrivata qua al Breda senza timori reverenziali. Tutti schierati sul secondo palo, grande lotta dentro l'area, addirittura viene tolta una maglia ad un giocatore della Pro Palazzolo, ma si continua a giocare. Pinardi, largo a destra dove c'è Mattioli, spazio per il cross, dentro, e poi attenzione al sinistro da parte di Ragazzoni. Intanto c'è una scena molto bella in campo, intanto questo è Ragazzoni che vedete inquadrato, e poi c'è un conciliabolo tra l'arbitro, capitano della Prosesto Mapelli,
e avversario della Pro Palazzolo, che avete visto dall'inquadratura essere capitano Allievi, che era salito, lui che è il difensore, era salito in area di rigore per provare a staccare di testa. Gli è stata praticamente tolta la maglia di dosso, spogliato della sua numero 6. Marcature molto strette, diciamo così. Ghidini mette ordine, va a sinistra dove c'è Verzelletti, è molto rapido il 14, preferisce andare dal suo capitano Allievi, eccolo qua. Pinardi nello stretto non può giocare, allora riparte con calma dove c'è più spazio la Pro Palazzolo, molto abile nel palleggio anche la Pro Palazzolo, con due esterni che fanno un lavoro molto particolare. Verzelletti e Mattioli partono molto bassi in realtà, ma poi sviluppano su tutto il settore dei corridoi di destra e di sinistra rispettivi. Di fatto la Pro Palazzolo, quando deve difendersi, si difende a 5, quando deve attaccare Verzelletti e Mattioli diventano degli attaccanti aggiunti. Nello stretto gestisce molto bene la Pro Palazzolo, poi l'aggancio non è dei migliori, quello di Menessi. Siamo dall'altra parte, Manicone, solito lavoro di fisico, buona palla per Stefanoni, che però parte qualche centimetro prima dell'ultimo difensore. Non accolgono con favore i tifosi della Pro Sesto questa scelta. Siamo al minuto 24 di questo primo tempo. Risultato fisso sullo 0-0. Andiamo a dare uno sguardo anche agli altri campi tra poco per capire che cosa succede sugli altri campi del girone, dove per ora le uniche partite in cui si è segnato sono quelle tra Lentigioni e Sasso Marconi, dove i padroni di casa sono in vantaggio. Vantaggio Sant'Angelo contro la Correggese, vantaggio a sorpresa, possiamo dire, del tutto Cuoio in casa del Progresso nel sfida all'ultimo tuffo per la salvezza tra penultima e ultima del girone. Un girone dove ovviamente la fa da padrone la gara a 3, possiamo dire, in questo momento, classifica alla mano tra Pistoiese, Pro Sesto e Lentigione, anche se le due squadre che hanno dichiarato fin dall'inizio, senza nascondersi, di voler tornare tra i professionisti sono proprio Pistoiese e Pro Sesto, che incroceranno i tacchetti la prossima settimana a Pistoia. Ovviamente continua il testa a testa a distanza anche oggi, con gli arancioni toscani impegnati a Crema e per ora fermi sullo 0-0, così come la Pro Sesto contro la Pro Palazzolo. Capone messo giù ed è calcio di punizione. Sta facendo un gran lavoro Capone, spalle alla porta, rientrando spesso per guadagnarsi questi falli. È un po' anche ciò che gli chiede spesso Marco Didu. Intanto continuano a cantare imperterriti i tifosi di Pro Sesto e Pro Palazzolo sulla tribuna, sulla gradinata di fronte a noi. Vedete i tifosi ospiti. In curva invece nella Vito Porro ci sono i tifosi della Pro Sesto, un legame indissolubile tra una piazza anche dal punto di vista sociale di storica estrazione popolare, Sesto San Giovanni, fondata ovviamente sulle aziende qua del territorio, e ovviamente l'espressione della propria squadra a livello di tifoseria, una tifoseria molto popolare, appunto proprio la curva Vito Porro, la curva nord di Sesto San Giovanni. Punizione per la Pro Palazzolo, Mattioli sul pallone,
lascia lì per Alex Pinardi, possibilità per Capone, cerca un rimpallo che lo favorisce perché porta a casa un ottimo calcio d'angolo, anche se l'assistente dell'arbitro non è proprio dello stesso parere, e infatti si riparte con il rinvio dal fondo. Sono rimasti un po' esterrefatti un po' tutti i giocatori della Pro Palazzolo. Effettivamente da qua l'ultimo tocco sembrava del difensore della Pro Sesto, non è stato dello stesso avviso l'assistente dell'arbitro. Solito giro palla molto ragionato da parte della Pro Palazzolo, gran lavoro di Capone che innesca la corsa di Ragazzoni. Si ferma Ragazzoni, si fa vedere Caponi, gli indica la strada del 24. Pallone per Minessi, che però non riesce a vincere il duello con Mapelli. E allora ribaltamento di fronte importante, Stefanoni contro Cerri, rientra sul destro, buon pallone dall'altra parte dove si distende con Anghileri che cerca un pallone dentro, rimpallo sfortunato per il numero 77 della Pro Sesto. Pinardi rischia qualcosa sulla pressione alta di Bortolato, si muove Capone, ha spazio per andare il 10 e allora si alza il baricentro della squadra di Mister Didu. Pinardi, Ragazzoni, Cerri, tutti dietro la propria metà campo, quelli della Pro Sesto, a parte Manicone. Si sbraccia Mister Angelotti in panchina. Attenzione a questo aggancio buono per Ghidini che allarga, poi il cross nel mezzo, libera in maniera stilisticamente non perfetta Pedone. Allora la palla è ancora disponibile per l'attacco Pro Palazzolo. Pedone, rimpallo, fa finire il pallone tra i piedi di Ragazzoni. Pinardi a sinistra, ancora Pedone tra le linee, altro tacco di livello e poi il triangolo non si concretizza. Grande qualità di palleggio per il 10 della Pro Palazzolo. Ovviamente Capone, non Pedone, numero 10 della Pro Palazzolo. Che anche in questo caso ha provato a regalare qualità ai propri compagni. Molto bello da vedere anche dal punto di vista stilistico il numero 10 in maglia verde. Abbiamo raggiunto la prima mezz'ora di questa gara. Due squadre che, come detto, si sono affrontate in passato anche tra i professionisti. Negli anni 90 praticamente si sono quasi sempre affrontate tra Serie C1 e Serie C2. Come detto, erano gli anni di tante battaglie, tanti giocatori importanti che sono passati da queste due squadre. Ma attenzione perché Valota va a sinistra sul fondo, Maspero con il destro, ha provato la sassata da lontano, fuori. E in quegli anni 90, dicevamo, in cui si sono affrontate spesso in Serie C, c'è anche una bella storia, perché alla Pro Sesto era cresciuto calcisticamente, poi anche esordito appunto tra i professionisti, un ragazzo libico, Jihad Muntasser, che poi venne ceduto, pensate un po', addirittura all'Arsenal, primo calciatore libico della storia della Premier League, dalla Pro Sesto all'Arsenal di Arsène Wenger, in quegli anni appunto di cui parlavamo, dallo stadio Breda ad Highbury per Muntasser, che qui al Breda ricordano ancora con un sorriso sul volto. Calcio d'angolo adesso per la Pro Sesto, possibilità importante perché salgono tutte le torri della squadra di casa.
Deve fare un po' il vigile Luca Pasqualini di Macerata. Fa sentire la sua voce, arbitro molto esperto, quello di oggi, per una gara ovviamente importante come questa. Pallone ad uscire per la testa di Montesano, che era salito per provare a dare centimetri dentro l'area della Prosesto. Poi attenzione, perché c'è un intervento irregolare nei confronti di Maspero. E allora altro calcio di punizione, si presenta subito Marco Anghileri. Vediamo se andrà il 77 della Prosesto oppure andrà Maspero, colui che si è conquistato questo calcio di punizione, Alessandro Maspero. Andrà lui a battere il calcio di punizione. Titolare inamovibile del centrocampo della Prosesto, il 97, classe 97, così come il numero che porta sulle spalle. Tutti dentro, pallone sul secondo palo, c'era la ribattuta, tanta confusione, voleva un tocco di mano tutta la panchina e tutti i giocatori della Prosesto. Forse c'è un tocco di mano dentro l'area da rivedere più tardi, ma siamo già sull'altro fronte. Capone atterrato, cartellino giallo per Valota. Qua lo rivediamo. Non si capisce molto bene dall'inquadratura che abbiamo, perché c'era veramente tanta densità. Da questa inquadratura si vede un pallone che effettivamente viene deviato da un difensore della Pro Palazzolo, forse con un braccio largo. Le immagini non chiariscono del tutto, però il dubbio rimane, sì, di questo possibile tocco di mano all'interno dell'area di rigore della Pro Palazzolo. Insomma, è un tema, perché al 32esimo questo poteva essere un episodio chiave del match in una gara molto bloccata. Allora continua ad attaccare comunque la Prosesto, pallone verticale, Manicone scivola, non riesce ad arrivare sul pallone, si complica la vita la difesa ospite, in qualche modo ne esce. Ancora Manicone, Banfi, solito lavoro a rientrare sul destro, e solita sovrapposizione di Valota premiata. Triangolo che si concretizza con Maspero, esterno vellutato per Manicone, Banfi, Valota, ottima azione Prosesto, pallone dentro, sputa fuori la difesa ospite, resta lì però la Prosesto. Maspero attira su di sé Capone, poi va da Valota, pallone dentro, raso terra, possibilità per Stefanoni, si gira il cross e poi l'acrobazia di Bortolato tra le braccia di Piombino. Al 35esimo, anche in questo caso Prosesto che fa vedere di voler sbloccare questa partita, e sono ancora i padroni di casa in gestione. Montesano, Mapelli, quindi tutto a destra. Bortolato 1 contro 1 con Allievi, ci mette il fisico Allievi, Bortolato resiste però e poi va da Pedone che però litiga con il controllo. C'è la possibilità con la Prosesto molto alta per Capone, e allora corrono come al solito molto gli esterni della Pro Palazzolo. Pallone inserito nel mezzo, Minessi un po' in ritardo, alla fine la rimessa è comunque per gli ospiti. Qua lo rivediamo intanto, episodio di poco fa, con l'acrobazia di Bortolato sul cross di Valota. Bel gesto tecnico, un po' troppo flebile la conclusione. Matteo Piombino può addirittura bloccarla. Rimette Cerri con le mani. 10 sul cronometro al termine di questo primo tempo più eventuale recupero, con l'occasione di poco fa, quella del presunto fallo da rigore, che resterà uno dei punti interrogativi di questo match.
Capone. Arriva adesso il pallone sul secondo palo. Si dispone molto bene la difesa di casa. Bortolato attira la pressione di Ghidini, che poi viene anche ammonito. Ed è il secondo giallo per della partita. Era stato ammonito Valota poco fa, ammonito anche Ghidini, un giallo per parte in questo primo tempo. Alessandro Maspero, tra l'altro figlio d'arte, suo padre Riccardo Maspero, legato tra le tante squadre in cui ha militato prevalentemente alla maglia del Toro, anche per quel famoso episodio in Toro Juve in cui di fatto fece sbagliare un rigore alla Juventus andando a calpestare il dischetto del campo, e quel calcio di rigore in favore della Juve venne sbagliato proprio perché il terreno in quel settore non era perfetto, grazie ad un'intuizione di Maspero che poi avrebbe ammesso in qualche intervista qualche anno più tardi. Pedone allarga per Valota, ancora Pedone, possibilità per la Prosesto tutta schierata nella metà campo avversaria. Molto alto il baricentro dei padroni di casa. Solita gestione dei due centrali, molto larghi i terzini, e allora Valota retrocede per ricevere questo pallone. Vuole ritmo mister Angellotti, vuole una gestione più veloce di questo pallone. Il possesso arriva fin dalle parti di Lovato, vuole attirare fuori i giocatori della Pro Palazzolo. Alla fine sulla verticalizzazione chiude bene Federico Cerri, difensore classe 2001, che per ora sta facendo molto bene in maglia Pro Palazzolo quest'anno. Maspero colpisce in pieno Pasqualini. E ora si riparte quindi con l'arbitro che riporterà in gioco il pallone e riprende quindi il possesso logorroico quasi della Prosesto, alla ricerca di uno spazio invitante. Maspero taglia questo pallone arcuato per Manicone, che si gira bene con il fisico. Stefanoni, altro pallone verticale, e poi il destro di Stefano Banfi. L'idea era molto buona, la palla si alza e termina la sua corsa tra i tifosi della Prosesto. Tifosi della Prosesto, tra l'altro apertamente schierati contro il progetto Squadre B, uno striscione che qua al Breda ormai è di casa, no alle Squadre B, striscione che è stato spesso esposto qua allo Stadio Breda, perché i tifosi della Prosesto vogliono continuare a vedere un calcio, diciamo, espressione dei piccoli centri. Ovviamente le squadre B hanno il grande pregio di dare uno spazio anche ai giocatori delle squadre più grandi per provare a trovare qualche talento più giovane, ma poi chiaramente l'altro lato della medaglia è che si tolgono dei posti per squadre minori nei campionati più piccoli. Stefanoni, possibilità per partire, fermato. Allora Allievi, rimessa con le mani, è per la Pro Palazzolo, 4 da giocare, uno 0-0 comunque divertente, con almeno 2 chiare occasioni da una parte e dall'altra. Per ora è mancato il gol,
non sono certo mancate le emozioni in questo primo tempo tra Pro Sesto e Pro Palazzolo. Lovato, attenzione perché arriva Capone, Lovato in difficoltà e allora recupera la Pro Palazzolo con Minessi che ha spazio sull'esterno, arriva il cross tagliato, palla messa fuori ma c'è comunque l'arrivo dell'esterno. Allievi, Nicolas Allievi deve dialogare con Verzelletti, un retropassaggio anche in questo caso un po' rischioso, la palla in qualche modo arriva a destinazione. Matteo Piombino torna in quella zona dove c'è Verzelletti, la testa del numero 14 e poi Mapelli, anche lui di testa a mettere fuori, fallo laterale per la Pro Palazzolo. Che ha affidato gran parte del proprio valore offensivo in questo primo tempo a Capone e Minessi, non potrebbe essere altrimenti. Capone è uno dei migliori assist man di questo campionato, Minessi 2 doppiette nelle ultime 2 partite, in casa col Progresso e poi a Sant'Angelo Lodigiano contro il Sant'Angelo, e anche in questa giornata ovviamente vuole continuare il suo trend ampiamente positivo ed ovviamente che la squadra di Marco Didù affida gran parte delle sortite offensive al numero 9 in maglia verde. Tra poco sapremo anche l'entità di questo recupero mentre la Pro Sesto vuole chiudere in avanti. Verticalizzazione per Manicone che deve retrocedere da Valota. Si rialza l'attaccante nato a Lugano e riprende posizione al centro dell'attacco. Si gioca praticamente a squadre schierate. La possibilità adesso ancora per Banfi, flipper che non lo favorisce. Capone al volo per Minessi, Maspero e qui di nuovo giro sempre su quel versante per la Pro Sesto. Banfi riceve, attira su di sé gli avversari, va da Stefanoni che taglia questo cross, mette fuori la difesa ospite e allora Mapelli per una nuova azione, una nuova giocata offensiva della squadra di Sesto San Giovanni. Anghileri, Mapelli e Montesano in 2 quasi 400 presenze tra i professionisti, un patrimonio difensivo importantissimo a livello di curriculum per la difesa della Pro Sesto, non a caso è la miglior difesa di questo girone. Altro bel pallone nel mezzo, Manicone messo fuori causa da Federico Cerri. Può ripartire allora la Pro Palazzolo, ancora con Capone. Gli va a dare una mano in questo caso Paolo Ragazzoni. Dialoga con Capone. E poi Minessi tra le linee. Anticipato quindi Banfi. Se ne sono andati i 45 minuti del primo tempo. Si giocherà ancora per 60 secondi. E allora forse c'è una delle ultime possibilità di questo primo tempo per la Pro Sesto. Gran lavoro di Davide Stefanoni che poi viene messo giù senza fallo secondo l'arbitro. E allora dall'altra parte subito squadre molto lunghe in questo finale di primo tempo. Capone tra le linee si fa vedere Minessi, visto e servito, anche in questo caso l'aggressione alle spalle senza fallo, c'è addirittura invece il fallo di Ragazzoni in attacco. E adesso si scaldano gli animi, vanno i 2 capitani prima a parlare con l'arbitro, poi a chiarirsi fra di loro. Mentre è rimasto a terra Anthony Minessi. Probabilmente si chiuderà qua il primo tempo.
forse c'è un'ultima possibilità, no, finisce qua e allora 0-0 al termine dei primi 45 minuti tra Pro Sesto e Pro Palazzolo. State con noi perché anche dell'intervallo ci sarà da stare attenti, perché parlano i direttori sportivi di Pro Sesto e Pro Palazzolo, e allora state con noi tra pochissimo in campo per le voci dei protagonisti. All'intervallo di Pro Sesto Pro Palazzolo siamo con il direttore sportivo della Pro Palazzolo, Roberto Floriano. Ti chiedo subito un commento di questi primi 45 minuti. Voi venite da un periodo d'oro, possiamo dire, in queste ultime 5 giornate. Si vede la fiducia in campo? Ma sì, siamo arrivati da 5 risultati utili di fila. In questo momento siamo 0-0, ma stiamo facendo una buona partita, quindi abbiamo concesso poco a una squadra veramente forte e probabilmente abbiamo sbagliato un po' troppo davanti, però vediamo un po' il secondo tempo. Sicuramente l'atteggiamento, la fiducia dei ragazzi c'è, quindi quello è sicuramente un punto di partenza anche per il secondo tempo. Allargando un attimo lo sguardo invece a livello societario, la Pro Palazzolo, squadra ovviamente con una storia che si presenta da sola, una società che ovviamente a livello di prima squadra sta provando a fare grandi risultati, c'è una squadra femminile, c'è un settore giovanile in netta ascesa. Ci puoi spiegare un attimo quelli che sono i progetti della Pro Palazzolo in questa stagione ma anche nel futuro? Ma allora abbiamo un presidente molto ambizioso, quindi in questi 2 anni si è arrivati 2 volte in finale playoff, non c'ero io, da quest'anno ci sono io, hanno vinto anche i playoff l'anno scorso, il femminile l'anno scorso ha vinto, adesso si trova in Serie C femminile. E il settore giovanile è un'altra base per il presidente importante in cui crede, quindi anche a livello di strutture e di organizzazione è una società sicuramente per la Serie D importante. E questo è grazie al presidente, che comunque è una persona ambiziosa, che crede molto in questo progetto Palazzolo, e quindi speriamo di riuscire a dargli più soddisfazioni possibili. Grazie mille. Grazie, buona giornata. In bocca al lupo al direttore sportivo del
al Breda di Sesto San Giovanni. Allora siamo anche con il direttore sportivo della Prosesto, Andrea Scandola, a cui chiediamo subito un commento di questi primi 45 minuti. Ci aspettavamo insomma una Prosesto subito propositiva, cercando, no, di provare a mettere sotto una squadra che comunque si vede che è in fiducia. Sicuramente una squadra in fiducia perché arriva da 5 risultati utili consecutivi, anzi di più perché nelle ultime 8 partite ha fatto 17 punti, ha fatto 4 vittorie nelle ultime 5, una squadra forte, lo sta dimostrando oggi e ci sta mettendo anche in difficoltà, una partita comunque equilibrata e noi abbiamo provato a fare la nostra partita e sicuramente continueremo a farlo. Ecco, comunque una bella partita, sicuramente tattica e ci aspettavamo questa partita, è comunque una Propalazzolo che è una squadra forte. Non vi siete nascosti fin da quest'estate con un obiettivo a livello societario per quanto riguarda la prima squadra, quello di provare a fare il salto di nuovo nei professionisti. Si può spiegare insomma, il percorso che vi ha portati fino ad oggi? Allora, il percorso è stato quello di migliorarci perché comunque l'anno scorso io sono arrivato tardi, abbiamo cercato di ricostruire, abbiamo fatto una squadra giovane e quest'anno no, abbiamo cercato di alzare l'asticella. Ci siamo riusciti fino a questo momento, abbiamo creato una squadra comunque composta con giocatori un po' più esperti, siamo contenti per quello che abbiamo fatto fino ad adesso, ma adesso viene il difficile e anche il bello, dobbiamo continuare a lavorare e a continuare a crescere. Sicuramente la Prosesto vuole essere ambiziosa e vuole essere protagonista, quindi è giusto stare lì davanti ed è giusto poi dopo avere le ambizioni di continuare a farlo. Vi faccio un'ultimissima domanda, siamo ancora dentro Prosesto Pro Palazzolo, quindi non è giusto pensare al futuro, però tra 7 giorni c'è la partita con la Pistoiese. Ti chiedo, si può già dire che sono queste due le squadre che lotteranno fino alla fine per il primato o è ancora presto? No, sicuramente presto e le squadre sicuramente che lotteranno fino alla fine sono tante, perché comunque l'Entigione sta facendo bene, il Piacenza lotterà fino alla fine, il Desenzano lotterà fino alla fine e noi vogliamo essere insieme a queste 5-6 squadre a lottare fino alla fine. Grazie mille. Okay. Grazie mille.
No, grazie. Oh, si riprende, eh? Eccoci di nuovo live dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni per il secondo tempo di Pro Sesto Pro Palazzolo. Si riparte a campi invertiti, non dovrebbero esserci stati cambi all'intervallo, no, quindi si riparte con gli stessi 11 schierati dai due allenatori all'inizio di questa partita. Si riparte dal risultato di 0-0, ma con tanti temi che ci ha portato il primo tempo. Un possesso che ha provato a spingere molto, Pro Palazzolo che dall'altro lato si è affidata spesso alle verticalità e nei confronti di Capone e Minessi, lanciati spesso in verticale. E poi c'è anche alla mezz'ora del primo tempo quel dubbio che resta su un presunto tocco di mano all'interno dell'area di rigore della Pro Palazzolo che poteva dare il calcio di rigore ai padroni di casa. Ovviamente resta il dubbio di quella occasione. Si riparte con lo stesso leitmotiv, quindi Pro Sesto che prova ad attaccare qua in maniera un po' confusionale, alla fine riesce ad evitare il calcio d'angolo la Pro Palazzolo. Sempre Pro Sesto in avanti però, rimessa con le mani a cercare Banfi, tocco di ritorno, ancora Banfi, dialoga in quel settore, in quella mattonella di campo, perdendo però alla fine la possibilità per cercare il cross. Per non cantare i tifosi della Pro Sesto sono andati a scaldarsi al bar invece quelli della Pro Palazzolo, ma torneranno tra qualche minuto. Manicone, bella intenzione nei confronti di Banfi, la testa per Anghileri che prova ad inserire un altro cross nel mezzo, Mapelli in anticipo, Maspero e quindi Montesano. Insomma, la Pro Sesto ha ripreso da dove aveva finito, ovvero dalla metà campo avversaria, cercando di restare lì il più possibile, avvicinandosi magari verso la porta della Pro Sesto, della Pro Palazzolo. Avete sentito all'intervallo i due direttori sportivi, Roberto Floriano della Pro Palazzolo e anche Andrea Scandola della Pro Sesto, due direttori di fatto nuovi perché Floriano è arrivato quest'estate a Palazzolo sull'Oglio, mentre Scandola è arrivato a stagione inoltrata lo scorso anno e quindi di fatto quest'estate è stata la prima vera occasione per costruire dall'inizio la stagione con la Pro Sesto. E ovviamente due direttori sportivi che hanno tanto da, tra virgolette, divertirsi, perché sono due progetti veramente molto belli, c'è tanto da lavorare, ma con due proprietà che stanno mettendo veramente tanta disponibilità anche a livello di infrastrutture per garantire non solo una buona prima squadra, ma anche un buon settore giovanile, un buon settore femminile. Non è caso, insomma, che sono due società assolutamente ottime da questo punto di vista, a 360, non soltanto se si parla di prima squadra. Dall'altro sia la Pro Sesto che la Pro Palazzolo hanno convocato diversi ragazzi delle rispettive juniores nazionali, addirittura la Pro Sesto a 2008 in panchina Simone Meriggi, ormai è in pianta stabile nel giro della prima squadra, e Antonio Nastri, pensate un po', la classe 2008, vedremo se faranno il loro ingresso in campo. Sbaglia in gestione la Pro Palazzolo, allora Maspero,
riceve e va la frustata dentro per l'inserimento del Bortolato. Non ci arriva il 17. Non ci sono stati cambi all'intervallo, vedremo chi sarà il primo allenatore a muovere le prime pedine. A Prosesto, oltre a Luca Bongini, il secondo portiere, oggi ha anche Simone Meriggi, Maffioletti, Chiricallo, Abruzzese, Rastelli, Altomonte, Nastri e Clerici. Tanta attenzione alla Propalazzolo in avanti, con la possibilità ancora per Capone dentro l'area a cercare Minesi, spazza via Mapelli. Propalazzolo che invece, oltre all'oggi secondo portiere Mondello, ci sono Maffezzoni, Ragnoli, Cantaboni, Bettinzoli, Capoferri, Rizza, De Respinis e Abdou Colì. Davide Stefanoni cerca sulla sinistra Manicone, pallone troppo verticale e quindi rinvio per la Propalazzolo. Ci sono diversi ex in questa partita. Se guardiamo appunto la panchina della Propalazzolo, ho menzionato poco fa Alessandro De Respinis, che l'anno scorso non solo giocava alla Prosesto, ma fu anche decisivo nella gara tra Prosesto e Palazzolo, quella che si giocò qua al Breda, finì 3-2, segnò proprio De Respinis, ma con la maglia all'epoca della Prosesto. Propalazzolo in avanti adesso con Ragazzoni che cerca sull'esterno per la possibilità per Mattioli. Cercato la sterzata sulla ottima ripartenza dettata da Anthony Minessi, poi Ragazzoni per Mattioli. Mattioli ha sterzato e ha cercato la conclusione, fuori. Prosesto che vuole mantenere anche l'imbattibilità interna, non solo è la miglior difesa del campionato, ma è anche una delle squadre che ha subito meno reti in casa nell'intera Serie D, soltanto 2 gol subiti qua al Breda. Vuole mantenere l'effetto fortino a Sesto San Giovanni. È pronto a partire Marco Anghileri, lo vedete in basso nel monitor, anche se la scelta è a sinistra, dove c'è Stefanoni, adesso cercato sull'esterno, eccolo qua, però commette fallo il numero 71 della Prosesto. E allora punizione per gli ospiti. Vedete inquadrato Manicone, spende tanto per i compagni, gran lavoro spalle alla porta, è alla ricerca però della gioia personale del gol. Non segna dal 20 novembre del 2024, quando giocava con la maglia del Piacenza l'anno scorso. Piacenza Villavalle, era la Coppa Italia di Serie D. Se dobbiamo pensare esclusivamente al campionato invece non segna addirittura dal 12 maggio 2024 con la maglia della Varesina ai playoff di girone contro il Piacenza proprio. Stiamo parlando però del maggio 2024, mentre il gol in campionato in Serie D che manca da più di un anno per Manicone. Ha voglia di tornare a realizzare il numero 9 della Prosesto, che come detto al di là di questo comunque fa veramente un grandissimo lavoro per i compagni. Spesso è decisivo nelle azioni che portano al gol. Altro pallone verticale, tutta schierata la difesa della Propalazzolo. Da lì non si passa. E allora Matteo Piombino, portiere della Propalazzolo. Portiere tra l'altro molto interessante.
classe 2005, arrivato dal Sant'Angelo. Matteo Piombino, settore giovanile nel Como. L'anno scorso l'esordio tra i grandi e quest'anno la possibilità di confermarsi a Palazzolo sull'Oglio. Esce dal guscio la Pro Palazzolo. Nicola Allievi cerca la verticalizzazione. Davide Stefanoni in ripiegamento. Prova ad alzare il baricentro della Prosesto. Rimessa ai padroni di casa. Prosesto, ragazzi che in settimana tra l'altro hanno avuto anche la visita di uno dei calciatori più storici della storia della Prosesto, Filippo Galli. È venuto qua al Breda, oltre 200 presenze con la maglia del Milan, un biennio alla Prosesto dal 2002 al 2004 da calciatore. Filippo Galli a fine carriera è venuto qua per registrare un podcast che registra itinerante sui vari campi d'Italia, collaborazione con Radio 24. Ovviamente è tornato, diciamo, a casa e ha salutato anche gli attuali calciatori della Prosesto. Filippo Galli è uno dei calciatori più famosi che ha avuto la squadra di Sesto San Giovanni nella propria storia. Paolo Ragazzoni, Nicola Allievi, classe 92, ma sempre con la grinta del ragazzino, il capitano oggi della Pro Palazzolo. Banfi in palleggio, atterrato, fallo. Mentre è pronto il primo movimento dalle panchine ed è pronto per l'ingresso in campo Luca Maffioletti. Esce Alex Pedone, un cambio leggermente più offensivo. Vediamo se cambierà qualcosa anche dal punto di vista dello scacchiere. Esce anche Carlo Manicone ed entra al 57esimo Tommaso Clerici. E adesso sicuramente attrazione più anteriore la squadra di Angellotti. Tommaso Clerici, seconda punta, nato a Cantù, settore giovanile con l'Inter, l'esordio tra i grandi con la Varesina. È arrivato nell'estate del 2024 dalla Folgore Caratese. Questa per lui è la seconda stagione con la maglia della Prosesto. Mentre per Maffioletti è un'occasione importante per provare a far vedere le sue qualità, numero 11 della Prosesto. Messo giù Minessi e allora punizione Pro Palazzolo. Continuano a cantare e a saltare imperterriti i tifosi della Pro Palazzolo. Un applauso, bisogna veramente fare i complimenti alle tifoserie di queste squadre, sono il vero sapore, il vero motore del calcio a questi livelli. La Serie D ovviamente è la massima espressione calcistica targata Lega Nazionale Dilettanti ed è bellissima perché oltre ad abbracciare tutte le regioni d'Italia concentra grandi piazze, grandi città con realtà di paese, ma sempre unite da una sola parola, la parola passione. E anche nel girone D, quello appunto di Prosesto e Pro Palazzolo, ci sono città importanti, non soltanto calcisticamente, ma proprio dal punto di vista della storia d'Italia, come Piacenza e Pistoia, e poi anche espressioni di paese come appunto la Pro Palazzolo ed espressioni, diciamo, di estrazione
lavorativa, proletaria come Sesto San Giovanni, con la Pro Sesto che ha una storia comunque assolutamente ultracentenaria. Questo è il bello della Serie D, con tante piazze, ognuna con la sua unicità, la sua particolarità, come è del resto il nostro paese, l'Italia. Possibilità per la Pro Palazzolo, con Ragazzoni che entra in area di rigore. C'è la chiusura di Marco Anghileri che poi spazza via, ma arriva Allievi a ricevere. Mezz'ora da giocare, risultato inchiodato sullo 0-0, ma l'impressione è che sia veramente una partita di grandissima qualità da questo punto di vista. Altro pallone inserito per Minessi, che poi voleva il calcio d'angolo. Secondo l'arbitro l'ultimo a toccare è proprio il numero 9 sulla pressione efficace di Andrea Montesano. Ancora Pro Palazzolo, un altro duello vinto a centrocampo, ancora una volta da Paolo Ragazzoni, che in questo secondo tempo per ora ha centrato il suo lavoro, si vede molto di più nella zona centrale del campo e ha vinto un paio di duelli decisivi a centrocampo. Il classe 2007 Paolo Ragazzoni. Minessi retrocede per provare a prendere questo pallone. Dove però arriva invece Filippo Bortolato, anche lui 2007. Bella palla solita di Alessandro Maspero alla ricerca degli esterni. Ovviamente si sente anche qualche grido di incitamento per Luca Meffoletti, il più fresco dei suoi, visto che è appena entrato, arrivato in estate dal Brusaporto. Maffioletti, bel pallone questo sul secondo palo per la possibilità di Stefanoni, che non ci arriva per questioni di centimetri. Questa è un'altra occasione importante per la Pro Sesto. Maffioletti chiama i suoi compagni a stare lì alti per andare subito in pressione. Pallone verticale, obbligato all'errore però il settore difensivo della Pro Sesto, grazie al pressing alto del settore difensivo della Pro Palazzolo, ovviamente grazie al pressing alto della Pro Sesto. Banfi retrocede, si torna addirittura dalle parti di Enrico Lovato, che non è messo per nulla in difficoltà. Maffioletti, poi Filippo Bortolato, dà respiro alla manovra andando tutto a sinistra, può alzarsi la manovra della Pro Sesto, pallone filtrante, chiusura perentoria della difesa ospite, e su quel versante c'è la possibilità per andare adesso per Mattioli, palla che in qualche modo arriva nella zona di Tommaso Clerici, anche lui molto fresco, è entrato da neanche 10 minuti per provare a cambiare un po' le carte offensive della Pro Sesto. So che per ora la cosa che è mancata alla squadra di casa è la via del gol. Ci ha provato in più volte. C'è anche da dire, come dicevano i direttori sportivi di entrambe le squadre all'intervallo, che la Palazzolo in questo momento si vede che è una squadra in grande fiducia. Lo fa vedere anche in questo caso. Capone, il triangolo per la palla messa sul primo palo. Minessi anticipato sul più bello. Occasione bellissima per la Pro Palazzolo, ma non è finita. Ancora Cerri, quindi Allievi, servito da Palazzi, sale Allievi,
si avventa in dribbling, non è il suo forte, ma in qualche modo riesce a far arrivare il pallone a Capone. Verzelletti, Palazzi cerca una via per provare a far male la squadra di mister Marco Didu, che non ha ancora effettuato sostituzioni, ma che per ora sta dimostrando anche dal punto di vista atletico grande stato di forma. Ghidini, Allievi prova ad alzare questo pallone, Capone va via, vince un rimpallo e poi cerca il fallo e lo trova. E attenzione perché da quella posizione, ora vedremo, nel frattempo viene ammonito Mapelli, non tanto per il fallo quanto per proteste. Ma perché è vero, non siamo vicinissimi alla porta, ma la Pro Palazzolo ha diversi specialisti. Su tutti, ovviamente, manco a dirlo, Alex Pinardi. Vedremo se andrà l'ex giocatore di Cremonese Feralpi e Gian Erminio. Oppure va Andrea Capone. Dovrebbe andare proprio il numero 10, classe 2002. Va Capone, conta i passi, destro di Capone. Sul fondo. E qua ha trovato potenza e traiettoria, gli è mancata però la precisione per andare direttamente in porta. 4 in barriera per la Pro Sesto, lo rivediamo. L'ha fatta girare, ha strozzato forse per questioni di dettagli il suo destro. Inquadrato invece l'altissimo Enrico Lovato, che va al rinvio. Veramente una statura elevatissima quella del portiere classe 2006 della Pro Sesto. Pallone verticale, in qualche modo 2 volte, prima Palazzi, poi Allievi spazzano via. Si stanno muovendo sulla panchina della Pro Palazzolo. Vedremo se ci sarà un cambio a breve. Tanto Marco Anghileri, bella palla per Banfi, deve difenderla. Ritorna da Anghileri, il rimpallo favorisce, in questo caso proprio Anghileri, e quindi calcio d'angolo per la Pro Sesto. E ovviamente salgono tutti gli specialisti per provare a saltare di testa. I 2 centrali ovviamente, Banfi, Bortolato, tutti dentro. Leggermente fuori Maspero. Pallone dentro, primo palo, flipper, la palla resta lì e poi Banfi. 2 volte non ci arriva la Pro Sesto, poi Bortolato, Murato. Altro calcio d'angolo, occasione importantissima per la Pro Sesto. L'ultimo, lo vedete inquadrato, è stato Bortolato, però l'occasione più grossa forse ce l'ha avuta Banfi. Anche lui Murato sul più bello. Anghileri, Maffioletti sul sinistro e poi il destro. Una traiettoria veramente flipper dentro l'area della Pro Palazzolo, che si salva anche in questo caso sulla conclusione di Maspero. Poi ci sono 2 giocatori a terra. Qua bella conclusione, rasoterra di Maspero.
E allora adesso un attimo di pausa perché check fisico dei due giocatori rimasti a terra. Uno era Mapelli della Prosesto, l'altro era Cerri della Pro Palazzolo. Comunque si resta in posizione offensiva con la Prosesto ancora in avanti. 70 sul cronometro, ancora 20 più il recupero. Una partita veramente bloccata, ma per ora assolutamente divertente per quello che si sta vedendo, anche perché degli altri campi i risultati per ora sono molto interessanti. Tra poco andiamo a descrivere la situazione live del girone D. Potrebbero cambiare gli scenari in classifica in questa giornata, tra poco lo vedremo. Intanto Maspero deve lottare con Capone, arriva a dare una mano al numero 10 della Pro Palazzolo anche il compagno, che in questo caso è Carlo Ghidini. Poi Nicolas Allievi aspetta l'arrivo di Pinardi, ancora Allievi. Comunque in questo momento la Pistoiese sta perdendo in casa del Crema, il Leontigione sta vincendo sul Sasso Marconi e conquista il primato a pari punti con la Pistoiese. Chiaramente in situazione live di classifica il Desenzano sta vincendo contro la Rovato Vertovese e anche il Desenzano in questo momento scavalcherebbe la Prosesto, con il Piacenza che per ora è sul 3-1 contro la Trevigliese a Treviglio. Queste sono le situazioni di classifica, in alta classifica. Tra poco le descriveremo un po' meglio perché non c'è veramente un attimo di pausa. Calcio d'angolo Pro Palazzolo. Movimento dal secondo palo. Il pallone è buono per la conclusione a rete addirittura di Palazzi. Il rimpallo favorisce comunque una nuova possibilità per la squadra di Palazzolo sull'Oglio. C'è una palla Capone sul esterno sinistro. Minessi più centrale. Il pallone è proprio per Anthony Minessi, anticipato. Poi Pinardi prova a metterci il fisico. Fa lo stesso Ghidini. E poi bravo Nicolas Allievi che blocca la ripartenza della Prosesto, però lo fa fallosamente. A terra Alessandro Maspero, anche lui ha speso veramente tanto oggi, però uno dei giocatori più affidabili dell'intera Serie D. Alessandro Maspero, intanto si è già ripartiti con Maffioletti che però era in posizione irregolare. Maspero è arrivato in estate dalla Folgore Caratese, ha giocato con Ciserano, Ciliverghe, Brusaporto e Trizium prima di appunto approdare l'anno scorso alla Folgore Caratese. Quest'anno le ha giocate praticamente tutte, questa è la sua 13ª presenza, praticamente ha giocato quasi tutti i minuti disponibili in stagione. Uno dei calciatori su cui fa più affidamento Daniele Angellotti, e lo abbiamo visto anche oggi. E abbiamo capito anche il perché per ora ha speso veramente tanto Alessandro Maspero. Eccolo qua in alleggerimento, ma nel frattempo c'era una bandierina alzata per la posizione irregolare poco fa di Ragazzoni che si era inserito in avanti. È rimasto a terra Ragazzoni nel contrasto con Anghileri. Era Verzelletti, non Ragazzoni. Comunque poco cambia. È calcio di punizione per la Prosesto. Anche se l'occasione non è stata sfruttata benissimo dai padroni di casa. Sempre gestione su quella porzione di campo per la squadra di Marco Didu,
che ancora dopo 75 minuti non ha effettuato cambi. Per ora evidentemente non vuole rompere gli equilibri che si sono instaurati all'interno della sua squadra in questi primi 75 minuti. Ne ha effettuate 2 invece di sostituzioni l'allenatore della Prosesto. Uno di questi è quello che vedete inquadrato, Luca Maffioletti, che dà la carica, consegna a Bortolato e restituisce. Maspero a sinistra, possibilità per il cross, tutti dentro, pallone profondo però, non c'è nessuno pronto a raccoglierlo e sfila flebilmente sul fondo. In questo momento quindi il Crema sta vincendo sulla Pistoiese, l'abbiamo detto, Lentigione e Desenzano in vantaggio entrambe, quindi classifica live adesso, la Pistoiese sarebbe sempre in testa ma a pari punti con Lentigione, il Desenzano sarebbe terzo, la Prosesto scenderebbe quarta, mentre la Palazzolo manterrebbe il suo 7° posto a -1 dal Crema. Questa sarebbe un po' la situazione live in una classifica però veramente molto stretta, perché ad ora ben 8 squadre racchiuse nel giro di 6 punti, c'è veramente tanto ancora da raccontare in questo girone. Anghileri, Bortolato e poi Maffioletti, ha spazio sul sinistro, cerca di inserire verticalmente Maspero, la palla resta lì, la mette fuori la difesa della Pro Palazzolo, c'è spazio per la ripartenza, però ritorna molto bene Anghileri e chiude su Ragazzoni. Sale forte Mapelli, poi ancora una volta come al solito la palla passa da Maspero, messo giù Stefano Banfi e allora calcio di punizione per la Prosesto, con l'ammonizione adesso sì nei confronti di Andrea Palazzi. Secondo ammonito per gli ospiti. E allora conta i passi Luca Maffioletti, vedremo se sarà proprio lui con il suo sinistro. Ci sono tutte le potenzialità per vedere l'ex calciatore del Brusaporto direttamente in porta. Sta facendo le prove Luca Maffioletti, è già la seconda volta che conta i passi andando all'indietro. Vedremo se sarà lui, insomma. Maffioletti e Maspero. Va lui, Maffioletti col sinistro, tra le braccia, non senza difficoltà di Piombino. Maffioletti ce li ha questi colpi, spesso l'abbiamo visto provare ad andare alla conclusione a rete nel corso della stagione. Per lui 2 gol in questo campionato. Miglior marcatore della Prosesto per ora è Stefano Banfi con 5 reti. La sfida della sfida tra Banfi e Minessi, entrambi a quota 5. Da quando è uscito Manicone Banfi sta reggendo l'attacco della Prosesto come ultimo terminale offensivo. Passiamo dall'altra parte con il cross basso di Allievi. Arriva Ghidini a prenderla e ritorna dal proprio capitano, anzi in questo caso sì, proprio Allievi, che però non riesce a circumnavigare l'avversario. E allora è calcio di punizione per la Prosesto, ma prima c'è il primo cambio anche per la Pro Palazzolo. Esce Ghidini ed entra Stefano Cantaboni. Calciatore classe 2005, prodotto del settore giovanile della Cremonese,
Cantaboni, in cui ha avuto anche modo di allenarsi a volte con la prima squadra. L'anno scorso giocava proprio nella primavera della Cremonese. Dall'altra parte, attenzione alla Prosesto, Banfi allarga sempre in quella zona dove c'è Anghileri, va a dargli mano Maffioletti, si gira, cerca una situazione un po' complicata, rumoreggia il pubblico di casa per questa idea non certamente produttiva di Luca Maffioletti. E allora deve ripartire la Pro Palazzolo e lo fa bene partendo dai piedi di Capone che allarga a sinistra, a destra. C'è la possibilità con ancora Pinardi. Capone, sono loro due che dettano i tempi di gioco offensivi della Pro Palazzolo. Perde palla Stefano Cantaboni, prova a lottare per recuperarla, alla fine però perde un pallone sanguinoso perché c'è la possibilità Pro Sesto con Maffioletti, invita all'1 contro 1 Allievi, ancora Maffioletti, sinistro buono per Maspero di prima, poi la testa flebile di Stefanoni. Anche in questo caso Maffioletti si è preso la responsabilità di invitare all'1 to 1 Nicolas Allievi, poi aveva alleggerito per Alessandro Maspero. 9 sul cronometro al termine di questo match, più eventuale recupero Tommaso Clerici che recupera il pallone e consegna. Clerici chiamato ad una delle sue giocate offensive per provare a dare un po' di fantasia alla manovra offensiva della Prosesto, che sta producendo tanto. La partita però è sempre imbottigliata sullo 0-0, con una Pro Palazzolo difensivamente messa molto bene in questo caso. Maspero in mezzo a tre, esterno destro a cercare una testa, palla troppo arretrata per tutti, può ripartire adesso la squadra in maglia verde. Bel lancio per Minessi che deve lottare con Montesano, non lo lascia passare Andrea Montesano e si prende anche gli applausi dei suoi tifosi. Marco Anghileri a spazio, cambia totalmente gioco, l'idea era molto buona, il settore difensivo della Pro Palazzolo però è attento e chiude. Era molto buona l'idea di Marco Anghileri, che aveva visto dei movimenti dall'altro versante del campo e ha provato a premiarli sull'esterno a sinistra. Ha chiuso bene però Federico Cerri. Maspero ancora per Anghileri, palla un po' scomoda ma ci arriva il 77 di casa. Incredibile come Maspero veramente tocca ogni pallone della Prosesto quando c'è da gestire, provando spesso di prima, anche all'83esimo di una partita così tirata, a velocizzare la manovra, a cambiare il passo. Veramente da applausi la prova e la stagione in generale di Alessandro Maspero. Allora, c'è un cambio probabilmente per la Pro Palazzolo, anche perché è visibilmente sulle gambe Mauro Verzelletti. Esce per lasciare spazio a Tommaso Mafezzoni. Altro cambio, esce un esterno per un difensore centrale. Vediamo se cambia qualcosa anche dal punto di vista dello schieramento, perché adesso con questo cambio con Mafezzoni probabilmente adesso si schiera di fatto a 5 dietro la Pro Palazzolo. Tommaso Mafezzoni, difensore bresciano, prodotto del settore giovanile del Brescia.
Attenzione perché c'è un'altra possibilità adesso proprio per Banfi. Il rimpallo però lo tradisce. E allora godiamoci questi ultimi 5 minuti più recupero al termine di questa gara, dove adesso la Pro Palazzolo ha nettamente abbassato il proprio baricentro. Una gara della verità piuttosto equilibrata, però in questo finale si sta sentendo molto la preponderanza offensiva della Pro Sesto. Gestisce palla da dietro la Pro Palazzolo. Ovviamente adesso vuole provare a tenere lì sullo 0-0 il risultato la squadra di mister Didu, che tra 7 giorni tornerà a giocare a Palazzolo sull'Oglio in casa per ospitare la Trevigliese, mentre, come abbiamo ampiamente detto anche nel corso del primo tempo, un big match tutto da seguire, quello tra 7 giorni per la Pro Sesto, che sarà al Melani di Pistoia per Pistoiese Pro Sesto. Ma c'è un altro big match settimana prossima, quello tra Piacenza e Sant'Angelo. Insomma, una giornata che può essere veramente una di quelle da segnare sul calendario di questa stagione, che potrebbe cambiare le sorti del girone D. Punizione Pro Palazzolo, pallone dentro, lo stacco di testa, la contraerea della Pro Sesto mette fuori. Maffioletti cerca di innescare la ripartenza ma non ci riesce. Minessi per Nicolas Allevi, che in questo caso ha provato a fare l'attaccante aggiunto, anticipato però sul più bello. Un rinvio da rivedere, quello di Piombino, restituisce Luca Maffioletti. Quindi insomma, abbiamo detto, prima c'è da capire come terminerà questa giornata, non soltanto della gara che stiamo seguendo, ma anche proprio a livello di classifica, e poi anche settimana prossima, insomma, sarà una 7 giorni veramente molto intensa nel girone D di Serie D. Intanto la Pistoiese ha pareggiato contro il Crema, quindi mantiene, stando adesso alla classifica attuale, il primato in solitaria, con Lentigione a 26, Desenzano a 25, Pro Sesto attualmente a 24. Del resto retrocederebbe di 2 posizioni la Pro Sesto, è vero, ma manterrebbe invariata la distanza dalla vetta in caso di pareggio per Pistoiese e Pro Sesto nel testa a testa a distanza. Chiaramente testa a testa perché fra 7 giorni c'è Pistoiese Pro Sesto, ma poi non dimentichiamoci, l'ha detto anche lo stesso direttore sportivo della Pro Sesto, che nel mezzo c'è Lentigione, c'è il Desenzano, lo stesso Piacenza, tutte squadre che vogliono puntare al primato. E poi c'è la Pro Palazzolo che, dopo un avvio un po' affaticato di questa stagione, una sola vittoria nelle prime 7 giornate, poi però ha veramente cambiato marcia. E adesso si trova di fatto con una prospettiva e una posizione affacciata direttamente sulla zona playoff. Insomma, 2 squadre che stanno esprimendo un gran calcio, non soltanto oggi ma proprio nel corso dell'intera stagione. Allievi di testa. A centrocampo vince il duello la Pro Sesto. Un po' in difficoltà, poi spazzato via il pallone da parte di Montesano.
Siamo già dall'altra parte però con gli ospiti di Paglia Verde a recuperare. Ancora Alessandro Maspero a mettere il filtro a centrocampo. Cerca la verticalità per Stefano Banfi. Ancora Banfi, ancora di testa, ancora sull'esterno. Ancora per Maspero, che però in questo caso commette fallo. Fallo evidentemente un po' di confusione perché non è stato molto chiaro il confine di cosa abbia fatto di regolare Alessandro Maspero, ma è comunque calcio di punizione per la Pro Palazzolo, mentre siamo entrati nel minuto 90 di questa partita. Da capire soltanto l'entità del recupero, che è di 3 minuti, e allora ancora 3 minuti di gara prima del triplice fischio di Luca Pasqualini di Macerata. Possesso Prosesto, uno degli ultimi di questa partita, deve gestirlo bene la squadra di mister Daniele Angellotti. Marco Anghileri, solito lavoro a ricevere sulla destra, poi a cercare Banfi, ricercato speciale a maggior ragione da quando è uscito Manicone. A sinistra, tocco di ritorno, Banfi attira su di sé la pressione dell'avversario, recupera un ottimo pallone ancora, pallone dentro, poi il destro di Banfi che stappa la partita all'ultimo respiro, all'ultimo tuffo. Stefano Banfi in pieno recupero mette il graffio che forse decide la gara. Stefano Banfi 1-0 per la Prosesto, ed è stato ricercato per tutta la partita, a maggior ragione da quando è uscito Manicone, nel momento più di difficoltà perché stava per mancare il tempo, il terreno sotto i piedi alla squadra di Angellotti. Arriva l'occasione dove Stefano Banfi non ha sbagliato, 6° gol in campionato, miglior marcatore della Prosesto in stagione, ma soprattutto un gol pesantissimo perché stappa una partita terribilmente bloccata dal punto di vista del risultato. Dicono Banfi, Banfi i tifosi della Prosesto. Si prende anche il cartellino giallo, un cartellino giallo dolcissimo però per il numero 10 di casa, Stefano Banfi, sempre in doppia cifra nelle ultime 2 stagioni al Varese, 11 gol 2 anni fa, 10 gol l'anno scorso, quest'anno è già a quota 6. Diciamo che i prodromi per andare in doppia cifra anche al termine di questa stagione ci sono tutti, mentre è entrato in campo anche Damiano Rastelli per la Prosesto, mentre per la Pro Palazzolo esce Mattioli, entra Rizza, vuole provare a mettere un attaccante in più adesso mister Didu, manca veramente poco, vedremo se si recupererà ancora perché di fatto il 93esimo è passato, ci sarà da giocare quantomeno ancora un minuto. La Pro Palazzolo adesso tutta in avanti, trazione ultra offensiva ovviamente e non potrebbe essere altrimenti, è l'inerzia della gara che lo impone. Pallone verticale, spazza via la difesa della Prosesto che adesso invece è tutta dietro. Pinardi va da Andrea Palazzi, riceve il compagno e quindi si trasla sulla sinistra dove c'è Federico Cerri, quindi Cantaboni, Pinardi si prende qualche rischio, ancora Cantaboni, deve provare a mettere il pallone dentro la Pro Palazzolo. Il nuovo entrato Andrea Rizza prova a girarsi, poi la conclusione con il destro
da lontano da parte di Minessi. Poi attenzione perché c'è anche qualche scintilla. Ovviamente saltano un po' anche i nervi in questo finale veramente incandescente, una partita terribilmente bloccata fino al 91esimo, fino al 92esimo anzi. Una gara dove la Pro Palazzolo ha fatto una signora partita, interpretata molto bene dagli uomini di Marco Didu. Poi è stata decisa da un episodio dove è stato assolutamente preponderante avere un giocatore di qualità come Stefano Banfi per la Pro Sesto, che ha creato tantissimo. Era mancata soltanto l'occasione per trovare il gol e questa è arrivata con Stefano Banfi. Intanto è entrato anche Alessandro De Respinis per la Pro Palazzolo. Vediamo se ci sarà tempo per lui per provare quantomeno ad essere decisivo. Fischietto in bocca per l'arbitro, non c'è più tempo. La Pro Palazzolo vola, la Pro Sesto pardon, vola sulle ali di Stefano Banfi. Un gol decisivo al minuto 92 che regala 3 punti pesantissimi per la Pro Sesto, pesantissimi perché adesso la classifica parla molto chiaro. Con questi 3 punti la squadra di mister Daniele Angellotti vola a quota 26 in classifica. Se dovesse essere confermato il pareggio tra Pistoiese e Crema, andrebbe a -1 di fatto dalla Pistoiese, con vista Pistoiese Pro Sesto tra 7 giorni, una partita veramente da seguire. Per la Pro Palazzolo l'onore di fatto delle armi, perché comunque ha fatto veramente una partita molto molto importante, speso tantissimo dal punto di vista delle energie, interpretata bene. Cade dopo 5 risultati utili consecutivi, di cui 4 vittorie, la squadra di Marco Didu, ma sicuramente applausi anche per la squadra ospite. E allora 2 scene molto belle che vedete inquadrate dalle nostre telecamere. La prima è questa, con tutta la squadra, staff tecnico, gruppo squadra dei giocatori della Pro Sesto abbracciati per fare gruppo e per festeggiare prima da soli e poi con i propri tifosi questa vittoria. E poi vedete invece il conciliabolo dei giocatori della Pro Palazzolo che escono sconfitti ma assolutamente sotto l'applauso dei tifosi arrivati qua a Sesto San Giovanni. E allora non è tutto, perché tra pochissimo parleranno i protagonisti, parlerà Stefano Banfi con noi al nostro microfono. E allora state con noi 10 secondi, tempo di scendere in campo per sentire la voce di colui che ha deciso questo match. Pro Sesto 1, Pro Palazzolo 0. A tra pochissimo.
Stefano Banfi, colui che ha deciso questa partita, una vittoria di squadra, poi però alla fine la firma è tua. Partiamo dalle emozioni. Cosa hai provato dopo quella traiettoria che si è infilata in porta? Grande gioia, perché il lavoro di una settimana è servito a qualcosa. Abbiamo fatto una grande settimana, siamo un grandissimo gruppo, non molliamo mai e può andare bene una volta, ogni tanto male, ogni tanto bene, è andata bene questa volta e si è riusciti a vincere la partita. Siete una squadra che esprime un gran bel gioco, l'impressione da fuori è che veramente c'è tanto spirito di sacrificio. L'abbiamo visto con Maspero a centrocampo, l'abbiamo visto con il vostro capitano, con Manicone che nel primo tempo si è speso tantissimo, spalle alla porta, e poi con te che sei andato di fatto a prendere le redini dell'attacco. È questo lo spirito della Prosesto? Io devo dire che il segreto di questo gruppo è proprio il sacrificio, l'unione e il fatto di voler vincere da squadra. Non è il singolo che vince, è proprio la squadra che vince. Quindi è questo il nostro segreto. Allora è ancora presto per pensare alla settimana prossima, ma è chiaro che il calendario ci impone anche di raccontare che tra 7 giorni c'è Pistoiese Prosesto e a tutti gli effetti un big match per la vetta. Noi dobbiamo prendere ogni partita sempre nello stesso modo, con lo stesso impegno, prepararla sempre allo stesso modo, perché ogni partita vale 3 punti, quindi che sia contro la prima o contro l'ultima per noi deve essere la stessa cosa. Perfetto, grazie mille. Grazie mille. Grazie, complimenti. Grazie. E allora abbiamo sentito Stefano Banfi, l'autore del gol che ha dato i 3 punti alla Prosesto contro una Pro Palazzolo che comunque ha espresso un calcio assolutamente positivo, assolutamente interessante. È tutto qua dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Grazie per essere stati con noi, a risentirci sui canali ufficiali Lega Nazionale Dilettanti.